ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Epic. Bentornati ed eccoci qua, nuova settimana, nuovo vlog, già lo sapete. Questa settimana è un pochino più corta del solito, perché? Perché per assurdo non abbiamo fatto cose mega eccitanti, non ho registrato molto, insomma. Come è cominciato il weekend, venerdì siamo andati al Matto Rosso a Montebelluna che c'era una festa. Ragazzi, pensate che circa 13 Ciccia voglia di davamo questo disco qui. Ciccia voglia di il bro ha capito come rimorchiare facendo il cubista. Noi non abbiamo capito un cazzo. Neanche uomo anda sul palco a ballare e rimorchiare la tipa. Guarda che no, neanche uomo. Il sabato invece, come ogni settimana praticamente, siamo andati a mangiare la pizza e ci siamo messi a giocare, diciamo, adesso vedrete. Stato. Sta attento. Magna Grisciniti che ti diventa grande. Metti dove l'altro ieri sera col boccio. Allora Alex, siccome hai finito tutto, No. ti puoi mettere a giocare adesso. Visto che sei stato bravo, hai finito tutto quanto, ti puoi mettere a giocare col giochetto qua. Guarda che bello. La prima volta non abbiamo pagare per entrare Bravo. Poi manco c'è a portare il dolcetto un po'. Sì, quando si portava a casa mia Io e Franco. Mi sono affezionato a Franco. Ti piace il giocato? Sì, ma alla fine non me la testa non mi Ma guarda che le strade sono le unfia controproducente, cioè come ti spacchi metà pistone deve avanti. ti puoi fare così. Oh, no, questa è la presa d'aria, fa così. Questo è il motore, questo è il motore, questo è il raffreddamento. No, adesso il pistone va su. blocco il giubbetto. Guarda il pistone. E in ciò là, clipa. A poco. Clipa. Vedi che continui a svendere. Prova a dare il polvo per il Oh, le cosite in strada, io. Finito di mangiare, abbiamo preso il BMW e siamo andati in una festa in mezzo ai vigneti. Oh, Dio, avanti! Si può? Ma che mi 70? Ma non è avanti col Cristo che è processato in oggi fai una porco Dio, porco Dio! Non credo. Una colpa! Guarda che c'è poi qui! capaci, cappuccino. Cappuccino, mandarino, cappuccino. Deborah. Totalmente onesto! Sì, diciamo che alla fine però in realtà non ci piaceva molto, allora siamo andati in un'altra festa a Caerano. La domenica invece pioveva, quindi in realtà ci siamo trovati a casa mia e semplicemente siamo stati in compagnia. E finiamolo ragazzi. Dai. Stronzo. Io l'altro. Ecco, lei le ha vinto. Si deve tagliardare. Non ha vinto! E niente raga, so che questa settimana è stata molto chill, infatti raga, cioè, io alla fine, parliamoci chiaro, io vi mostro semplicemente i miei weekend. Quel weekend è stato un weekend abbastanza tranquillo, in cui addirittura pioveva. E niente, vi ringrazio per essere stati qui anche questa settimana, mi raccomando iscrivetevi, lasciate like e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!